12 anni fa il sequestro e l'omicidio di Jole Tassitani a Castelfranco, il dramma ripercorso in un video del nipote postato sui social ribadendo la richiesta di giustizia della famiglia dopo lo sconto di pena avuto con il rito abbreviato. Sono trascorsi 12 mesi dalla scomparsa di Edith e Luca, i due giovani partiti da Vigonza per raggiungere l'Africa e spariti nel nulla, un mistero per ora senza soluzione. Tragico incidente nella notte, il 55enne imprenditore veronese si schianta con la sua Mercedes contro il muretto di un sottopasso e muore. Quasi 4 milioni di euro di danni dell'acqua alta alla Basilica di San Marco, la stima un mese dal drammatico evento. Intanto l'ex capo della sala controllo del Mose dice il sistema si può usare anche da subito. Ai nostri microfoni Loretta Galeazzo, la commessa della Valigeria Duomo di Padova che 50 anni fa vendette le valigette usate per la strage di Piazza Fontana a Milano. Divano prende fuoco in un'abitazione di Conegliano, papà e i suoi 3 bimbi rimangono intossicati dal fumo, i vigili del fuoco spengono il rogo in tempo. 4.000 persone ieri sera di fronte alla stazione Santa Lucia di Venezia per il flash mob delle sardine, nonostante il maltempo, non solo giovani ma anche famiglie alla manifestazione. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre tornando a parlare di un dramma che scosse la Marca, una tragedia, quella del sequestro e dell'omicidio di Jole Tassitani 12 anni fa a Castelfranco, un dramma che viene ripercorso in un video che il nipote elaborò come compito di filosofia qualche anno fa e che la sorella di Jole, la zia Luisa, ha postato in questi giorni sui social ribadendo la richiesta di giustizia forte della famiglia. La verità manipolata, il senso di giustizia. Aveva 15 anni Filippo Barbaro, nipote di Jole Tassitani, quando decise di ripercorrere da studente del liceo Giorgione di Castelfranco i dolorosi interrogativi a cui la sua famiglia non ha ancora potuto dare una risposta per svolgere un compito di filosofia sulla 7ª lettera di Platone, la ricerca della verità assoluta a cui non si è ancora arrivati sebbene siano trascorsi 12 anni dal rapimento di Jole. Era il 12 dicembre del 2007, la vigilia di Natale. La 42enne figlia del notaio Luigi Tassitani venne trovata morta, fatta a pezzi dal falegname Michele Fusaro. Prese 10 Filippo per quel compito in cui raccontava il dolore di una famiglia che ha da subito contestato la possibilità per l'autore di reati simili, sequestro e omicidio, di poter avere uno sconto di pena attraverso il rito abbreviato. Fusaro venne condannato a 30 anni in primo grado, ergastolo in appello, di nuovo 30 anni in Cassazione. La raccolta firme, ben 50.000 per cambiare la legge, non venne mai presa in considerazione, con il risultato, scriveva già nel 2015 Filippo, che Fusaro potrebbe uscire dal carcere già nel 2023 con tanto di titolo di studio in ragioneria. È stata la zia Luisa a postare su Facebook per la prima volta il lavoro del nipote. Lo pubblichiamo perché 3 anni fa Filippo non se la sentì di farlo, scrive Luisa, nonostante il suggerimento del professore di filosofia di renderlo pubblico. Un compito così non poteva rimanere seppellito nell'iPad o tra 4 mura di un'aula di liceo. Oggi Filippo ha 19 anni e mi manda questo video che mai avevo visto. Io penso che sia un lavoro bellissimo. Bravo Filippo, siamo orgogliosi di te e della tua sensibilità, ma i punti di domanda rimangono. 12 anni dal tragico fatto di Castelfranco Veneto, un anno invece dal mistero della scomparsa di Edith e Luca, i due giovani partiti da Vigonza in provincia di Padova e svaniti nel nulla in Africa. Non si hanno loro notizie da un anno esatto, dal 15 dicembre 2018, da quando è apparso il loro ultimo messaggio su Facebook. Parliamo di Luca Tacchetto ed Edith Blaise, i due giovani partiti per un viaggio in Africa e scomparsi quando avevano appena raggiunto il Burkina Faso. La meta finale doveva essere il Togo, dove non sono però mai arrivati. Lui, architetto di Vigonza, nel Padovano, lei, la fidanzata artista canadese. La loro scomparsa è ancora un giallo a un anno di distanza. Nessuna conferma ufficiale è mai arrivata sul loro eventuale rapimento. Solo il premier canadese, lo scorso gennaio, aveva detto di avere buoni motivi per ritenere che fossero in vita. Poi solo mezze ammissioni, frasi avvolte nel mistero, speranze e trattative segrete. Un anno difficile per la famiglia Tacchetto, il padre è stato sindaco di Vigonza, che non ha mai voluto commentare le notizie, tranne che sottolineare come il Ministero degli Esteri, la Farnesina, sia in costante contatto con la famiglia.
aggiornandola sulle iniziative prese per trovare i due giovani. Ufficialmente però novità non ce ne sono. Logico che la pista del rapimento sia quella più seguita, anche se mancano testimoni o rivendicazioni, e così a Vigonza e Sherbrooke, la cittadina canadese di Edith, si continua a sperare. E adesso la cronaca dell'ennesimo incidente stradale mortale avvenuto a Parona. Siamo appunto lungo nel Veronese, dove è morto un 55enne imprenditore che ha perso il controllo della sua Mercedes mentre affrontava un sottopasso, sbattendo violentemente contro la parete di un sottopasso ferroviario. Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'auto, lo hanno affidato alle cure del suo M118. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare per l'uomo. Un altro incidente, stavolta a San Fior nel Trevigiano, ha visto coinvolte stamane, poco dopo le 6, 2 auto e un furgone. Sono 4 i feriti, alcuni dei quali incastrati all'interno dei veicoli. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro sul posto. I vigili del fuoco, come vedete in queste immagini proprio dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto. A Venezia di nuovo adesso per parlare delle parole che fanno discutere, quelle dell'ingegnere idraulico che era responsabile della sala controllo del Mose prima del commissariamento. Mentre a Venezia la conta dei danni alla Basilica di San Marco è di quasi 4 milioni di euro, l'ingegnere idraulico, ex capo della sala controllo, dice il Mose si può far funzionare anche da subito e si poteva usare quella notte. E se il Mose fosse stato operativo avrebbe completamente evitato l'acqua alta. L'acqua si sarebbe fermata a 1,10 m a Venezia e a 1,20 m a Chioggia, quindi in tutta sicurezza. Secondo l'ingegner Cecconi, direttore del servizio informativo del Mose e del prototipo della sala di controllo del sistema prima del commissariamento, l'opera può essere messa in funzione anche ora nei casi di emergenza, come quello del 12 novembre scorso, quando la marea ha raggiunto i 187 centimetri, provocando oltre 1 miliardo di danni. La soluzione c'è. Metterlo subito in funzione, quindi, primo, non una squadra operativa, ma 4 squadre operative, se no possono solo fare prove i commissari. Montare i compressori e i gruppi di potenza che sono già stati acquistati, ma non sono stati installati. I modelli matematici ci dicono che questa manovra è efficace, simultanea su tutte le bocche, e sarebbe stato possibile se ci fossero state le 5 squadre, e ci potevano essere le 5 squadre, perché il sindaco di Chioggia il giorno prima aveva chiesto di alzare le paratoie. È stato risposto da uno dei commissari che mancava il personale e il sindaco di Chioggia ha proposto di mobilitare la protezione civile. Quindi in condizioni di emergenza, se ci fosse stata un'unica cabina di regia, avremmo potuto evitare i costi di 1 miliardo. Su queste cose il progettista, l'ingegner Scotti, non è d'accordo. Dice è una pazzia perché manca l'automazione e controllo, arriva un'onda, può rovesciarlo. Non è vero. Io ho provato a sollevare il Mose già nel 2014 e una volta sollevato è possibile abbassare l'angolo delle paratoie e metterlo in condizioni di assoluta sicurezza, indifferente al moto ondoso. Viene dunque spontaneo chiedersi perché finora non sia stato fatto. Perché nessun tacchino organizza il suo Natale, e se i cittadini non si convincono sull'utilità del Mose e non domandano la sua pronta messa in funzione attraverso la ricostituzione del magistrato alle acque e quindi un'unità centrale, perché i soldi vengono dallo Stato e quindi che chiede spiegazione di dove sono andati i soldi e perché non abbiamo il servizio, solo in queste condizioni noi avremo il Mose funzionante magari un anno prima rispetto a quello che ci hanno detto, che è il 2021. Quindi io l'appello che faccio ai cittadini è questo: alzate la mano e chiedete che il Mose venga attivato dal 1° settembre 2020, perché si può fare. Possono fare una class action. Altre parole che fanno discutere quelle di Loretta Galeazzo, la commessa della valigeria Duomo di Padova, che 50 anni fa vendette le famose valigette utilizzate per la strage di Piazza Fontana a Milano. L'abbiamo intervistata. Ieri l'ho vissuta
con un senso di angoscia. Ogni anno si è ripetuta questa cosa, ma non così, con tanto come questa volta, 50 anni insomma. 50 anni fa la vita di Loretta Galeazzo si incrociò casualmente con quella dei protagonisti della strage di Piazza Fontana a Milano. Nel dicembre del 1969, nonostante fosse in maternità, era stata richiamata al lavoro alla valigeria Duomo per il periodo natalizio. Fu lei a vendere quelle valigette utilizzate per nascondere l'esplosivo piazzato all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Le si presentò un uomo alto e distinto, Franco Freda, diranno le indagini dopo molti anni. Mi ha chiesto un tipo di cartella che possibilmente con delle caratteristiche senza scomparti all'interno, leggera, ok, va bene, una cartella era normale, ma me ne ha chieste 4 e questa è stata una cosa un po' insolita. Dopo 2 giorni abbiamo visto il telegiornale della sera e quello che è successo, e hanno fatto vedere un pezzo di questa valigetta che era una era inesplosa. Qual è stato il particolare che le ha fatto capire che erano proprio le valigette che lei aveva venduto 2 o 3 giorni prima? La chiusura, proprio la chiusura, il pezzo, cioè il tipo di chiusura che a Padova non le aveva nessuno, le avevamo solo noi quel tipo di cartella lì. Vedendo le immagini alla TV decise subito di raccontare tutto al titolare, di denunciare i fatti in questura, ma Loretta non fu mai interrogata dagli investigatori. Nessuno più si è fatto vivo per questa cosa. Infatti eravamo abbastanza perplessi perché cosa è successo? Finché dopo 3 anni è arrivato in negozio, appunto, questo magistrato Calogero. Lei dovette riconoscere la persona a cui aveva venduto la valigetta, vero Franco Freda? Esatto, io avrei dovuto riconoscerlo, ma non l'ho riconosciuto. Perché Distanza di 3 anni? Distanza di 3 anni ci sono stati dei cambiamenti nella persona. Lui aveva fatto i capelli bianchi e quando era venuto 3 anni prima li aveva scuri. Ero delusa anche per il fatto di non averlo riconosciuto. Io speravo di poter fare qualcosa, di essere utile in qualche maniera, perché io ero una testa molto importante. Torniamo alla cronaca. Nella Marca trevigiana, un padre e i suoi 3 figli intossicati dal fumo e portati in ospedale. Il bilancio dell'incendio scoppiato stamane in un'abitazione di Conegliano, in via Scoglio di Quarto, a prendere fuoco un divano. Poi le fiamme si sono propagate facendo scattare l'allarme. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere il rogo, mentre i sanitari del SUEM 118 hanno portato soccorso all'uomo e ai 3 bambini che avevano inalato fumo. A Treviso invece un principio di incendio in via Bonben con un 76enne rimasto invece ustionato e portato appunto al centro grandi ustioni di Padova, questo stamane in centro a Treviso. Torniamo a parlare adesso dell'occupazione in Veneto. C'è ovviamente il caso Safilo che preoccupa moltissimo, l'abbiamo raccontato in questi giorni, ma poi ci sono le altre vertenze aperte, come ad esempio la vicenda Maus di Campodarsego. Fissato un nuovo incontro in regione per far ripartire la trattativa ed evitare anche in questo caso i licenziamenti. Prosegue lo sciopero a oltranza dei dipendenti della Maus, l'azienda di Campodarsego in difficoltà e con il pericolo di numerosi licenziamenti in arrivo. E mentre i lavoratori mantengono il presidio all'esterno dell'azienda, arriva dalla regione la notizia della convocazione di un tavolo di concertazione negli uffici dell'unità di crisi di Veneto Lavoro. I sindacati chiedono da giorni l'attivazione della cassa integrazione per i lavoratori a rischio, tutti con più di 45 anni di età e un futuro difficile di ricollocazione nel mondo del lavoro. Negli ultimi 5 anni il fatturato si è drasticamente ridotto, da qui l'ipotesi licenziamenti e la reazione forte dei lavoratori per un'azienda che produce macchine e utensili speciali e che fino al 2013 godeva di buona salute. Ora tutte le speranze sono riposte nell'incontro in regione. Poi l'occupazione nella Marca con una ripresa che non c'è. Se le situazioni di Stefanella e della tessitura Monti sono note da tempo, preoccupa sempre di più, lo abbiamo raccontato qualche mese fa agli albori di questa crisi, la crisi dell'auto in Germania, perché sono tante le aziende trevigiane interessate nel settore.
76 aziende, tra cui alcuni big come Sole e Irca, un export da 368 milioni di euro, migliaia di lavoratori. Sono questi numeri tutt'altro che irrisori del settore automotive nella Marca, stabilimenti spesso innovativi e collegati alle case automobilistiche tedesche, su cui si sta allungando una delle crisi peggiori degli ultimi decenni. Insomma, complice la conversione all'elettrico, l'auto tedesca è in panne e la preoccupazione che l'effetto domino sia dietro l'angolo. La stessa Irca di Vittorio Veneto ha già chiesto in queste settimane l'attivazione di cassa integrazione ordinaria. Non fa nomi la CGIL, ma il problema c'è e potrebbe acuirsi nei primi mesi del 2020. Questo purtroppo perché siamo una economia legata alla Germania, per cui alla crisi che adesso si sta sviluppando in Germania, e pertanto siamo preoccupati di quello che potrà succedere. E per un'economia vocata all'export come quella trevigiana preoccupa anche la situazione in Gran Bretagna. Il plebiscito su Boris Johnson accelera la Brexit e il mercato inglese ha un suo peso specifico. È chiaro che se si stanno disgregando pezzi dell'Europa, anche pezzi storici, questo è ovviamente un problema. Ci sono poi malati cronici, soprattutto nel tessile, Monti di Maserata e Stefanel. Per la CGIL crisi che si possono superare soprattutto con un forte intervento politico-istituzionale. È chiaro che anche qua manca il contributo della politica. La politica non può continuare a guardare da distante e ad intervenire per curare quei cerotti situazioni di gravità. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta la prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Venezia, l'abbiamo raccontato ieri in diretta con la nostra Anna Maria Parisi mentre era appena cominciata. Allora vediamo come poi proseguita la manifestazione delle sardine a Venezia. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire. Con la canzone Bella Ciao, diventata ormai l'inno del movimento delle sardine, approdate ieri sera in Laguna, si è aperto il flash mob nel piazzale antistante della stazione Santa Lucia. 2000 persone, secondo la questura, 4000 per gli organizzatori, ma i numeri poco contano. A pesare è la presenza di studenti e pensionati, generazioni lontane tra loro ma vicine, in un ideale di libertà, quella libertà che viene cantata in un unico coro di voci. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Nessuna bandiera di partito, ma solo tante sardine, alcune piccole, altre più grandi, altre ancora illuminate da tante lucine. Incuranti del freddo e della pioggia, le sardine si sono date appuntamento per ribadire quelli che sono i valori che hanno portato alla nascita del movimento di piazza. Lotta al razzismo, ai populismi e nazionalismi, all'odio in tutte le sue forme. Una politica diversa. Semplicemente noi vogliamo un cambiamento del linguaggio politico, che sia più chiaro e più onesto. Si chiede maggiori diritti e dire basta a questa politica dell'odio verso tutti e tutto, togliendo diritti a chi già diritti non ne ha. Presenti al flash mob anche intere famiglie. Un po' più di tolleranza, di rispetto, di educazione anche. E il papà a sostegno del figlio. Io sono molto contento di essere qua assieme a lui ed è per lui che si chiedono queste cose soprattutto. In prima fila un lungo striscione con scritto Venezia non ha bocca e poi tanti cartelli con quello che è il motto del movimento che cambia di città in città. Venezia non si lega. Telefono Amico di Treviso fa un bilancio della sua attività di volontariato nel 2018 e lancia un corso di preparazione per nuovi volontari per aumentare l'euro di aiuto perché ce n'è davvero bisogno. Sentite. 2000 richieste di aiuto arrivate nel 2018 al telefono Amico di Treviso, oltre 1500 le ore che i volontari hanno trascorso cercando di dare una risposta a chi si trovava all'altro capo della cornetta. Uno dei principi dell'organizzazione è quello dell'anonimato, sia per chi chiama sia per chi risponde. Così anche la vicepresidente preferisce non rendere nota la sua identità, essendo lei stessa una volontaria. Ci racconta come la gran parte delle telefonate riguardi persone che si sentono sole, che chiedono di essere ascoltate, come in questo caso. Reclamava proprio con sofferenza nella voce un bisogno di dignità. Lui reclamava: io voglio un po' di dignità nel mio star male, nella mia malattia,
nel mio essere così. E questo mi ha commosso. Sono più gli uomini a chiamare, mentre l'età media è compresa tra i 35 e i 55 anni. Si tratta soprattutto di persone che soffrono di un malessere interiore o di disturbi psicologici. È capitato, spiega la vicepresidente, che qualcuno abbia anche minacciato gesti estremi, ma i nostri volontari hanno alle spalle una specifica preparazione per far fronte anche a casi delicati come questi. Che sono le telefonate che ci mettono più apprensione. Queste telefonate di solito sono lunghe, noi ci siamo, noi diciamo alla persona che possiamo stare al telefono quanto tempo vuole. Telefono amico organizzato per l'11 gennaio 2020 alle 15 in via Isonzo 10 a Treviso, un corso di preparazione per nuovi volontari. Cambiamo argomento, oltre 300 km e 21 percorsi è V-Bike, la nuova frontiera del cicloturismo nel Vicentino. Il futuro del turismo a Vicenza e nel Vicentino potrebbe passare attraverso le due ruote, quelle della bicicletta. Stiamo parlando del cicloturismo che con V-Bike Tourism Lab vuole essere il primo tentativo di organizzare un vero e proprio sistema territoriale per i cicloturisti, amanti di un turismo sostenibile. Progetto che al momento ha portato ad un anello di 331 km suddivisi in 7 aree ricche di fascino e 21 percorsi per tutti i gusti. È la prima volta che si mette a sistema una serie di ciclovie che sono state costruite e che sono già battute da tanti appassionati. Per me farlo conoscere all'esterno. È sicuramente un'opportunità. L'obiettivo, quello della provincia di Vicenza e di Camera di Commercio con il progetto V-Bike, è quello di strutturare un fenomeno turistico in grandissima crescita e che può vedere la provincia di Vicenza protagonista nello scacchiere sia veneto ma anche europeo, per la sua centralità. Percorsi in pianura, in collina, ma anche montagna o misti, per bici da strada, con pedalata assistita o meno, per famiglie o gruppi, giovani e meno giovani, è quanto il Vicentino è in grado di offrire, un nuovo modo di vivere il territorio. L'immaginazione, no? Questa ti rende sempre più ricco, i tuoi pensieri corrono e quindi ti regali dei momenti di pausa, per così dire, dagli affanni quotidiani. Territorio da fotografare grazie al ciclo concorso Green Tour Verde in Movimento, di cui Grisignano di Zocco è comune capofila. Il comune di Grisignano, facendo da molti anni interprete e capofila di un protocollo di 10 comuni vicentini interessati dal tratto dello Stigia ciclabile, è impegnato in iniziative particolari di promozione del cicloturismo. Il mercato oggi il cicloturismo è in forte crescita, noi siamo un'azienda di 50 persone, 18 milioni di euro è fatturato nel 2019, che porta stranieri in Italia e italiani in terra straniera. Un mercato in crescita su cui però servono investimenti e azioni. Ci sono strade da fare, formazione, preparazione, capacità di essere veramente ospitali. Siamo alla nostra rubrica dei presepi, come sempre ecco le modalità per segnalarci la vostra natività, redazione @antena3.it per scrivere una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria. Ricordatevi di lasciare appunto un riferimento, un indirizzo, un numero di telefono per venire a trovarvi, oppure 351 175 5340. Se invece mandate voi un video del vostro presepe, ricordatevi di realizzarlo in orizzontale. Allora, rivediamo nel nostro viaggio tra i presepi quello di Lucia Nalin. Siamo a Varago di Macerata, una vera e propria passione quella della signora Lucia, tanto che il suo presepe occupa quasi un'intera stanza. E con questo ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Questo presepio l'ho fatto io e ogni anno cerco di metterci sempre qualcosa di nuovo. Tanti mi dicono che ho tempo da perdere, però a me è una cosa che piace. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. E vi auguro tutti delle buone feste e auguri. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home
if only in my dream. Bentrovati al meteo. Torna il bel tempo sul nostro territorio, sarà un weekend infatti all'insegna della stabilità. Vediamo il dettaglio di sabato 14 dicembre. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Non si esclude qualche foschia o nebbia sulle pianure al mattino, ma in rapido dissolvimento. Vediamo anche le temperature minime tra -4 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 8 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutti i settori e cielo anche qui al massimo velato. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime comprese invece tra 8 e 11 gradi circa. Non cambia di molto la situazione sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali nevicate fino al piano sui confini alpini, soleggiato invece altrove. Temperature minime sotto zero, massime tra 10 e 11 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.